Mazzarri ha fatto una scelta, quella di giocare sul campo del Napoli nel tentativo di perdere ma senza fare danni. I danni quali sarebbero? Quelli psicologici per la squadra che ancora è tutta da compattare, ha chiesto un mese e mezzo ma nel frattempo i punti valgono. E nella gara napoletana non si è fatto niente per cercare di vincere questa partita, l'unico obiettivo che è stato portato avanti, che è stato anche ottenuto, è quello di riuscire a contenere i danni. Il Napoli, che ha capito benissimo che si trattava di una di quelle gare che Buffon un tempo diceva sono le partite in cui le altre si scansano, è andata a fare il suo giochicchio, a fare il suo allenamento, non aveva di fronte una squadra particolarmente velleitaria e quindi ha giocato nell'intento di trovare i gol che servivano per incassare i 3 punti che a un certo punto sembravano quasi scontati. Tristezza, la tristezza di tutti i tifosi che abitualmente vorrebbero una squadra che è preferibile che combatta su ogni campo e cerchi di ottenere i risultati. Bene, quest'oggi non è stato ottenuto, addirittura con una formazione che forse è una delle più difensive della storia del Cagliari, con ben 9 giocatori che non erano attaccanti e con il solo João Pedro messo là a fare presenza, perché di fatto poi ha tentato veramente poco, non supportato, non è stato in condizioni di poter dimostrare il suo valore in una gara che per i calciatori è sempre stimolante quando affronti delle grandi squadre. Bene, per il Cagliari non lo è stato firmare una tessera, firmare un passaggio, firmare il visto di una gara che era stata data per scontata, che per il Cagliari non era attribuibile. Ecco, un altro danno a quello che è il sistema mentale del Cagliari. Lo abbiamo detto, la scossona di Mazzarri, soprattutto dopo la partita con la Lazio, sembrava essere un'altra, ce la giochiamo con chiunque e tentiamo di ottenere dei risultati. Bene, stavolta invece si è ritornati alla vecchia mentalità. Siamo il Cagliari, d'altronde cosa pretendiamo? Dobbiamo lottare per la salvezza e quindi andiamo a Napoli, non pretenderemo mica di fare il risultato. Andiamo lì per cercare di evitare danni e questo è stato fatto. 2-0 il risultato finale, è poco da raccontare perché io non credo che ci siano molti tifosi rossoblù che oggi possano dire di essersi divertiti, di aver visto delle cose positive, di aver visto un Cagliari che comunque dà segnali di ripresa. Abbiamo visto semplicemente un Cagliari che ha svolto il suo compitino con l'intento di non dare al Napoli la possibilità di stravincere e di fare troppo del male. Insomma, abbiamo evitato l'over e nell'evitare l'over abbiamo anche fatto non gol, perché non abbiamo assolutamente attaccato, anzi dovrei dire non abbiamo assolutamente tirato in porta. Io non so se questa è la strada giusta, speriamo che anche questo investimento, quello di dare via queste partite nella speranza che tra un mese, quando Mazzarri avrà dato la sua impronta, arrivino i risultati, possa essere un investimento proficuo. Intanto c'è da dire una cosa, che Mazzarri è chiamato a un'impresa ancora più grande di quando aveva salvato la Regina, che è la partita con -9, perché questo Cagliari dal -9 rischia di partire e di partire anche con un'ulteriore penalizzazione. 6 partite, 3 in casa, 3 partite che potevano essere partite da vincere, hai fatto solamente un punto. Ne hai uno in più rispetto a quel punto che hai fatto perché hai perso anche le 3 partite in trasferta, a parte quella con la Lazio. Insomma, rispetto alle concorrenti ci sono già un bel po' di punti da recuperare e speriamo che quando finalmente Mazzarri potrà dire questa è la mia squadra, ho capito con chi ho a che fare, conosco i miei uomini e questo è il mio sistema di gioco, possano arrivare anche i punti, perché altrimenti il destino è buio, l'orizzonte non è per niente luminoso.